Minivolley con Babbo Natale ci ha portati a conoscere la società dell'USMA, che opera a Caselle di Selvazzano, in provincia di Padova. Una polisportiva dai grandi numeri, come ci spiega il presidente Celi. L'USMA è una polisportiva a 5 settori, che sono il volley, il calcio, il basket, l'atletica e poi abbiamo aggiunto il quinto settore della motoria. In questo momento noi abbiamo circa 600 atleti, credo che siamo una delle società più grosse della provincia di Padova. Abbiamo circa 200 e 210 del calcio, un 150 del volley, per poi tutti gli altri settori per arrivare a circa 600 atleti. È una società che ha circa 80 allenatori, una quarantina di dirigenti, per cui copre un po' tutto quello che è l'arco sportivo che va dalle prime squadre ai settori giovanili. Oltre a essere una grande società, l'USMA è un sodalizio storico, radicato nel territorio da 45 anni. L'USMA è una società storica in provincia di Padova, è partita nel 1963, è partita a livello di basket all'aperto, di pallavolo aggregandosi a qualche altra società e col calcio nel piccolo campetto parrocchiale. Adesso siamo a livelli buoni, sia con basket, con pallavolo, con atletica e con calcio. Per quanto riguarda il settore volley, ecco quali sono i campionati dell'USMA, che opera nel settore femminile. Attualmente sono 150 atlete e partiamo dal mini volley, 2 squadre di under 12, under 13, under 14, under 16, under 18, terza divisione, seconda divisione e infine, ma prima fra tutte, la Serie D. La Serie D è la prima squadra ed il settore giovanile all'USMA è completo in ogni categoria. A livello giovanile va molto bene, nel senso che i numeri sono importanti, infatti di ragazzine solo del mini volley ne abbiamo 30, senza contare poi under 12 e le altre che si sviluppano. La Serie D è sicuramente un fanale per queste ragazze che inseguono la meta di crescere e poter un giorno arrivare nella squadra più alta. È l'atleta più giovane della Serie D a parlarci della sua squadra. Noi siamo un gruppo di 12 ragazze, io sono la più giovane e la più anziana ha 28 anni e comunque l'età media è sui 23. Il gruppo è formato da metà elementi che c'erano anche l'anno scorso e un gruppo invece di 4-5 elementi inseriti nuovi quest'anno. La Serie D dell'USMA, che scende in campo con la denominazione Spanesi, dopo aver rinunciato alla Serie C da ripescata, ha progettato un campionato da primi posti. Ora è settima in classifica, ma non ha rinunciato alle velleità di promozione. Diciamo che tutto il girone è fatto da squadre attrezzate, quindi diciamo che vinciamo una partita, ne perdiamo un'altra, quindi siamo un attimo e stiamo pesando il campionato, diciamo, ecco. Quindi speriamo di arrivare, speriamo di fare il passo tra le prime 3 e poter fare il salto di categoria, ecco. Nel vivaio le atlete crescono, iniziando dal mini volley per poi arrivare nelle squadre giovanili. E le atlete arrivano alcune dalla mini volley e altre arrivano magari praticavano altri sport prima e arrivano e iniziano direttamente dall'under 12 e dall'under 13. La polisportiva dell'USMA si è fregiata di importanti riconoscimenti, a conferma della bontà del lavoro svolto in tutti i settori. La polisportiva come USMA è una polisportiva che quest'anno ha ricevuto la stella di bronzo di Irconi per merito sportivo, ha ricevuto il discobolo d'oro dal CSI, per cui è una società che nell'ambito dello sport comunque può dire la sua.